Siamo in piena sfilata, la Fiaccolata, uno degli eventi principali di questo 76esimo Mandorlo in Fiore. Ritorna la tradizione, il miracolo del mandorlo si ripete ogni anno. Da Agrigento parte questo grido di pace, di fratellanza, di amicizia. Un'altra novità che siamo arrivati fino a qui scendendo proprio per la via Calicata e la via Manzoni, che da tempo erano state abbandonate da questa tradizione. La città è piena di turisti. Vi aspetto domenica al Tempio della Concordia per la giornata finale e la premiazione. Grande soddisfazione, la gente sta rispondendo alla grande, siamo veramente felici perché tutte le scelte, direi anche pericolose, che abbiamo fatto invece hanno riscontrato il gradimento della nostra città. Abbiamo riportato la Sagra in piazza, ci sono mercati che partono dalla pista di pattinaggio della Villa Bonfiglio fino alle spalle della stazione. La città è in festa, vedi la gente sorridere, la gente è tutta fuori. Che dire, amici, che siamo veramente soddisfatti di aver regalato questa sagra alla nostra città. Speriamo solo che il tempo bello ci assista fino alla fine e andrà tutto bene. Si è appena conclusa la Fiaccolata dell'Amicizia, siamo nel vivo della festa del Mandorlo in Fiore, sta andando tutto bene fino ad ora e sarà così fino a domenica, ne siamo certi. La città è in festa, chiaramente, tanti turisti, tante persone che sono accorse a vedere questa festa che ormai per 67 anni celebriamo ed è veramente un fiore all'occhiello per la nostra città. Ora questa sera abbiamo appena inaugurato un evento qui in Piazza Marconi, un evento finanziato da privati in sinergia con la pubblica amministrazione, perché quando l'amministrazione fa delle cose positive anche i privati sono portati ad investire, quindi che ben vengano queste iniziative, che ben vengano gli eventi, perché muovono l'economia, muovono il commercio e quindi si crea turismo. La capitale italiana della cultura che ci apprestiamo a vivere sicuramente ci vedrà coinvolti in tantissime iniziative, ma quello che dobbiamo ribadire sempre è la sinergia tra gli agrigentini inizialmente, fra tutti, come il Mandorlo in Fiore, no? Una festa di civiltà, una festa di popoli che si intersecano, che fanno amicizia e che tutti insieme vanno verso un unico obiettivo, che è quello del lanciare un messaggio di pace verso tutto il mondo. Quindi buon Mandorlo in Fiore a tutti e viva Agrigento e viva la capitale italiana della cultura 2025.